nuovo appuntamento con la 16ª edizione di Mille Voci. Il nostro obiettivo è quello di tenervi compagnia con della buona musica, con dei grandissimi artisti conosciutissimi in tutta Italia, quindi il pubblico di Mille Voci ormai avrà imparato che in questa edizione il compagno di viaggio è Alessandro Alessandro, che è stato, oh grazie, musichetta, vi ricorda, oltre a ricordarvi una grandissima canzone che ho avuto anche il piacere di interpretare, vi ricorderà la colonna sonora di questa trasmissione di Marta Flavi che si intitolava Agenzia Matrimoniale, che noi seguivamo. Infatti dico, quando il Turco ha detto mi sa che salutiamo il Turco, ciao Gianni Turco dalla regia, quando il Turco ha detto abbiamo un contatto col maestro Alessandro Alessandro, io ho detto no, ti prego, Alessandro Alessandro lo voglio, perché l'abbiamo preso in giro con la mia mamma per tantissimo tempo perché si chiamava Alessandro Alessandro. Anche prendere in giro è una forma d'affetto, certo. Gioia mia, è stata la tua fortuna, perché è stato quello che ti ha reso famoso, era che ti chiamavi Alessandro Alessandro. Tra cui anche questa, grazie. Bravissimo, grazie di essere con me. Avremo modo di chiacchierare un po' più tardi. Iniziamo subito con la nostra puntata. Sì, l'ho già visto, l'ho visto già inquadrato. Io sono felicissima di averlo qui in questa edizione, di averlo qui oggi in questa puntata. Lui si imbarazza, ma io dico sempre che è il bello di Mille Voci. Io lo trovo proprio bello, bello come uomo, bello come persona, è bello tutto. Il nostro Michele! Guarda, ma cioè, vedi che saranno tutte d'accordo con me. Bello. Tra l'altro, oggi tu canti una cosa che proprio mi sta nel cuore, perché ho sentito il titolo di questa canzone, ho detto Michele, ma a chi è dedicata questa canzone? E lui ha detto a tutte le donne del sud. E visto che io mi sento una terrona, facciamo in modo... Ma tra l'altro io la canto, ma questa canzone l'ha scritta Bruno Lauzi. Pensa, quindi voglio dire... Grande Brunino. Il grande Bruno Lauzi ha scritto questa bellissima canzone che dedichiamo a tutte le donne che sono qui presenti in studio, a tutte le donne che ci stanno seguendo da casa e a tutte le donne del nostro amatissimo Sud. Il nostro carissimo amico Michele! Una donna di nome Maria è arrivata stanotte dal sud, è arrivata col treno del sole, m'ha portato qualcosa di più, m'ha portato 2 labbra corallo e i suoi occhi son grandi così, mai nessuno che l'abbia baciata, a nessuno mai detto di sì. Ha posato la cesta d'arance e mi ha dato la mano perché la portassi lontano per sempre, la tenessi per sempre con me. Io le ho dato la mano ridendo e non gliel'ho lasciata mai più. Poi siamo corsi felici nel vento per non farci trovare qua giù.
una donna di nome Maria, è arrivata stanotte dal sud, è arrivata col treno del sole, m'ha portato qualcosa di più. Che bella, poi sai, mi hai fatto ricordare questa donna col cesto di arance. Sì. Quando io ero piccolina ho avuto la fortuna proprio di vedere queste donne al mio paese con quelle gonne lunghe, no? Vestite di solito di nero, che avevano queste ceste che mettevano sulla testa o portavano le frutta o andavano a lavare i panni. Certo. Quindi questa canzone ha proprio rievocato un po' queste immagini. Grazie Michele. E ha fatto capire quanto è bella la donna del sud. Che detto mentre mi guardi proprio è un'emozione enorme. Grazie Michele. Ciao. Grazie. Mia nonna era molto religiosa, mio nonno invece no, però faceva lo stesso il segno della croce. Per firmare era analfabeta. Bentornati dopo questa breve pausa caffè, una pausa che ci ha consentito di sistemarci un po' qui in studio per dare spazio a un grande artista che è un musicista, un compositore, un interprete. È con grande piacere che accogliamo in questa edizione di Mille Voci il nostro Franco Fasano. Ciao Daphne, ciao a tutti. Ciao. Io ho avuto il piacere di conoscerti in questa occasione, ma so che tu già hai partecipato ad altre edizioni di Mille Voci. Quest'anno io festeggio il 10° anno perché sono venuto la prima volta nel 2011 e devo dire che con Gianni ci siamo sempre trovati perché difendiamo tutte e due un certo modo di scrivere la musica in modo melodico, no? Le mode cambiano così, però questo modo di sentire la musica e io di scriverla non è che la trovi da tutte le trasmissioni, no? Perché Mille Voci è uno dei posti dove a me piace andare. Grazie Franco, questa è una bella cosa che dici sulla trasmissione ed è anche vera perché è una delle pochissime ormai rimaste che tra l'altro fa della buona musica italiana. Hanno portato il pianoforte vero. Capito, questa è stata proprio una decisione del turco che ha detto Franco deve suonare con un bel pianoforte perché tu sei un bravissimo musicista. Con cosa ci allieti? Guarda, quando sono venuto qui qualche anno fa, avevo cantato questa canzone che avevo portato a un Sanremo nel 1989, pensa. E allora mi riattacco a questa, bene. Ok? Con enorme piacere vi lascio in compagnia di Franco Fasano. L'inquietudine è una scia dove nuoti sempre tu, la corrente è troppo forte e tu non ti fermi più, la tua rotta hai scelto già verso l'idiosincrasia, per le cose più normali, anche per me, se tu seguissi la teoria della regolarità, ti raggiungerei attraverso tutte le difficoltà e se poi istintivamente ritrovassi l'armonia ne guadagnerebbe il mondo, non solo noi. Ma dimmi dove sei, così ogni tanto mi oriento. E dimmi come mai da me ti stai nascondendo la tua fragilità, la scopro e poi la difendo e quel giorno non mi perderai più.
e dimmi sì o no, se è vero che ti appartengo, se stare insieme a me ha ancora un suo fondamento o no. Ma ora che noi siamo qui, trova un posto all'allegria, chiudi tutte le finestre per non farla andare via. Perdoniamoci le volte che non siamo stati noi, quando c'erano le lotte dei tuoi sogni contro i miei. Ma dimmi dove sei, così ogni tanto mi oriento. Se non ti incontrerò, ti cercherò tutto il tempo. Se mi sorriderai, ritroverò l'entusiasmo e quel giorno non mi perderai più. E quel giorno non ti perderò più. Grazie. Franco Fasano! Grazie Daphne. Franco Fasano a Mille Voci, grazie! Allora, Gianni, dobbiamo prenderci un altro secondino, una pausetta caffè. Ho un amico che fa il poliziotto, ma nel suo mestiere è un incapace ed è pure calvo. Non è riuscito ad arrestare nemmeno la caduta dei capelli. E Gianni Turco, e Gianni Turco, bella vaglione. E Gianni Turco, e Gianni Turco, Tutte femmine fanno innamorare. ma una rossa la sera, con un vaso e con una scusa, t'ha fottuta nel mio cuore. Gianni Turco non si chiude, e Gianni Turco, e Gianni Turco, voi, Bello guaglione, e Gianni Turco, e Gianni Turco, tutte femmine fanno innamorare. Abbiamo restituito il pianoforte al maestro Alessandro Alessandro Sì, per perché- sentire questo omaggio a Gianni Turco. Vado vicino al mio compagno di viaggio. Sì, ma compagno di viaggio, ma Dove per sta andare... Dove andiamo? E soprattutto Sì. perché? Oltre. Beh, questa però è una di quelle domande filosofiche difficili, alle quali è difficile vabbè, rispondere. senti, Alessandro, dai, ti faccio fammi una canzone, cosetta. Ti metto una cosa su un vassoio. Me la servi su un piatto d'argento, vai. Santi che pagano, il mio pranzo non ce n'è. Sotto le stelle in Piazza Grande. Non so se ridi per No, disperazione. io rido. No, perché adesso voi dovete sapere che il maestro Alessandro mi sta colando il trucco dalle risate, perché lui cerca di Meno male. servirmi su un piatto d'argento Invece la è di presentazione coccio. Invece. dell'artista successivo. Quindi se voi ci seguite in questa edizione di Mille Voci, veramente ne vedrete di tutti i Allora. colori, perché fa spesso Rifaccio così. rifaccio. Allora me lo devi rifare in modo che io così poi posso andare a presentare gli artisti che seguiranno a questo momento, secondo me, storico, perché io credo che loro non siano mai stati presentati così. Dai, rifallo, vai a vai, rifare alla il grande. trucco. Vai. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è. Ehi, Bravi, non bravi, ci si bravi. crede. Questo è il modo in cui dovremmo presentare i Santo California. No, vabbè. Perché voi siete carinissimi e gentilissimi e quindi state anche al gioco e allo sì, scherzo. detto Perché Da Alessandro va benissimo. detto dal Anzi, maestro. noi
gli offriremo un pranzo sicuramente. Infatti così devi Anche farlo due, ricredere. magari così rimango pure a cena. Anche. Cosa ci cantate oggi? Durante Sì? la chiusura forzata, Ecco, abbiamo visto bravissimi. tutti, non sapevamo cosa fare. Abbiamo suonato, cantato, ballato, ci siamo visti poi. E poiché in programma c'era un nuovo CD per quest'anno, poi l'abbiamo interrotto, e avevamo già registrato una canzone che parlava della terra, Gaia. Difendiamo la terra. Allora, i nostri santi che pagano il pranzo, i nostri Santo California in Gaia. Quando Gaia era bambina, qualche milione di anni fa, sulla scia di una cometa, l'amore arrivò qua giù e la vita incominciò. E come per incanto lei rigenera quest'universo, coi suoi profili languidi, consumati dall'umanità, che chiede sempre e non dà mai. Gaia non è più la stessa, se una ferita l'attraversa, perché lei sta cercando di stare bene nonostante noi. Gaia non è più una stella, ora è diventata terra, e non bisognerà più farle del male ancora una volta, no. Nonostante noi, Gaia è sempre qui, Gaia è sempre qui. Gaia è intossicata dagli uomini, corteggiata e violata da chi le ha promesso rispetto e amore in una guerra di energia. Ha smesso di risplendere e giorno dopo giorno lei rinnova questa vita mia, come la dea grande madre ci protegge e poi ci porta via, e forse l'uomo cambierà. Gaia non è più una stella, ora è diventata terra, e non bisognerà più farle del male ancora una volta, no. Gaia non è più la stessa, se una ferita l'attraversa, perché lei sta cercando di stare bene nonostante noi. Nonostante noi, Gaia è sempre qui, Gaia è sempre qui. Gaia non è più una stella, ora è diventata terra, e non bisognerà più farle del male ancora una volta, no. Gaia non è più una stella, ora è diventata terra, e non bisognerà più farle del male ancora una volta, no. Nonostante noi, Gaia è sempre qui, Gaia è sempre qui, Gaia è sempre qui, per sempre I Santo California! Non facciamo del male a Gaia! Noi vi aspettiamo perché abbiamo la fortuna e il piacere di avervi ospiti qui a Mille Voci, quindi vogliamo rivederci nel corso di questa edizione. Sì, con grande piacere. Vi aspettiamo, i Santo California! Alessandro, dai, sì, vai.
Vorrei incontrarti tra 100 anni. Che facciamo 1000 voci fra 100 anni. Alla centesima Edizione al di mondo 1000 tra voci. 100 anni. Ritroverò i tuoi occhi neri, tra milioni di occhi neri, saranno belli più di ieri. Grazie, che bella presentazione. È una bella presentazione perché adesso tocca a me. Ecco. Eh sì, mi prendo un piccolo spazio per regalare un nuovo brano che fa parte adesso del mio repertorio. È stato sempre un brano che abbiamo concertato col Turco. E sono molto contenta di interpretare questa canzone, anche se poi è un po' difficile perché l'hanno interpretata veramente delle grandi cantanti della musica leggera italiana, quindi insomma mettersi alla prova anche in questo caso è impegnativo, però lo faccio molto volentieri e vi regalo Una ragione di più. Sai, c'è una ragione di più per dirti che vado via. Vado e porto anche con me la tua malinconia. Cerco le mie mani ti vorranno ancora, ma ci sarà il mele insieme. Oggi e domani e poi domani ancora, finché il mio cuore ce la fa. Sei tu quella ragione di più, mi hai chiesto talmente tanto. Io non ho più niente per te e ti amo, tu non sai quanto. Amo da morire anche il tuo silenzio che non mi lascia andare via. Vado, ma se mi dici non lasciarmi solo, non so se il cuore ce la fa. C'è una ragione di più. Sai, c'è una ragione di più. Brava. Grazie. Michele! Eccoci qua. Questo splendore adesso canta una canzone che questa frase io l'ho sentita praticamente per quasi tutta la vita, da quando ero piccola. Ogni tanto eravamo seduti a tavola e mio padre esordiva proprio con questa frase, che sono sicura è successo in tutte le nostre famiglie, perché si guardava intorno e diceva: dove vanno i soldi?
con Dove vanno i soldi, Michele! Io lavoro a nord, poi lavoro a sud, viaggi lunghi, notti bianche, ogni sera show. Faccio un po' di rock, ogni tanto un blues. Come te mi chiedo, sai, dov'è che vanno mai a finire i soldi? Dove vanno i soldi? Che adesso passano di qua, per caso in tasca non si fermano mai. Ho smesso col caffè, non mando fiori a lei, e do le ragnatele sul telefono oramai. Non fumo quasi più e poi non vado al bar. E allora adesso dimmi dai, dov'è che vanno mai a finire i soldi? E dove vanno i soldi? Che per comprare un posto in paradiso neanche a rate ce la farei. Tutti i soldi miei, tutti i soldi tuoi, sono come trasparenti, chi li vede mai? Tutti i soldi miei, tutti i soldi tuoi, chi è che ce li spende, chi è chi se li prende mai? Bisogna fare un leasing per avere almeno un sogno per noi. Compro jeans, niente scarpe o Fields, gioco la schedina e poi la odio il lunedì. I baci che do a lei li pago 2 per 3. Allora dimmi adesso dai, dov'è che vanno mai a finire i soldi? E dove vanno i soldi? Che a metà mese sono già così scannato che di più non si può. Tutti i soldi miei, tutti i soldi tuoi, sono come trasparenti, chi li vede mai? Tutti i soldi miei, tutti i soldi tuoi, chi è che ce li spende, chi è che ce li prende mai? Bisogna fare un leasing per avere almeno un sogno per noi, per noi. Tutti i soldi tuoi, sono come trasparenti, chi li vede mai? Tutti i soldi miei, tutti i soldi tuoi, chi è che ce li spende, chi è che ce li prende mai? Bisogna fare un leasing per avere almeno un sogno per noi. Soldi miei, tutti i soldi tuoi, ma fine fanno? Grandioso! Io mi preoccupo per i miei, vero? I tuoi non tanto. Non avevo dubbi visto da dove vieni. Vengo da Genova. E difendi. Allora è proprio vero quello che dicono dei genovesi, eh? Assolutamente no. È peggio di quello che sembra. Michele, grazie! Grazie. Però cerco di fare la carina, siamo in televisione, quindi insomma ho un parterre di ospiti importanti e allora uno si acchitta un po'. Detto questo, noi abbiamo il piacere di avere ancora qui con noi un gruppo importante, famoso. Abbiamo avuto il piacere di averlo ospite nella prima puntata di questa edizione di Mille Voci, oltre al fatto che loro sono proprio amici di Mille Voci perché sono stati tantissime volte ospiti di questa trasmissione, e sono loro il Giardino dei Semplici. Eccoli. Allora accomodatevi, do a te Luciano il microfono, voi manteniamo le distanze. Ecco qui il loro nuovo album. Dentro quest'album, che non è solo un album, è un doppio album,
un doppio vinile, guardate che meraviglia, tra l'altro bello anche proprio nella grafica, molto artistico. Qui dentro ci sono tantissimi vostri brani, tutti riarrangiati, ci sono degli inediti, ci sono i vostri successi, ci sono brani internazionali, ho studiato, stata brava. Classici napoletani. Questa l'avevo dimenticata, i classici napoletani, quindi un disco assolutamente, 2 dischi assolutamente da non perdere. Ora, in questa occasione, oggi qui con noi, voi iniziate però col vostro il cavallo, un pezzo, il vostro cavallo di battaglia, un brano conosciutissimo, un brano che tutti noi amiamo, che tutti noi canteremo con voi, quindi abbiamo il piacere di avere con noi il Giardino dei Semplici e loro cantano Miele. Addormentati sotto il sole, sulle tue labbra c'era un sapore che non ho scordato mai. Miele, le nostre fughe, e si tornava lenti come tartarughe. Quella sera che inventai cadevano le prime stelle. Miele, come eri bella, e l'estate ancora sa di miele, anche se io senza te sto male con me. C'è un'altra e potrei far l'amore, ma non è miele. Quando il treno prenderai, quando arrivi chiamami se puoi. Forse mi innamorai, sulle tue labbra c'era un sapore che non ho scordato mai. Miele, torni domani, cos'è cambiato? Forse è colpa degli esami. Quando hai detto scusami è finita, già cadevano le prime stelle. Miele, come eri bella, e l'estate ancora sa di miele, anche se io senza te sto male con me. C'è un'altra e potrei far l'amore, ma non è miele. E l'estate ancora sa di miele, anche se io senza te sto male con me. C'è un'altra e potrei far l'amore, ma non è miele. Il Giardino dei Semplici con Miele, e avremo il piacere di ospitarli ancora nel corso della puntata, perché come dico sempre, quando riusciamo a rapirli e a farli venire a mille voci sfruttiamo appieno l'occasione, quindi noi ci vediamo più tardi con un altro dei vostri brani all'interno del vostro nuovo disco. Grazie! Bravi. Io e il maestro Alessandro ci guardavamo da lontano e canticchiavamo
Sì, beh, Perché- per queste sono canzoni intramontabili e indimenticabili. Però io ho avuto la fortuna anche di conoscerli dietro le quinte prima della trasmissione e devo dire che sono anche delle persone stupende. Splendide, tutte Stupende. le persone che noi abbiamo qui a Mille Voci sono persone veramente squisite e noi cerchiamo di andare avanti, andiamo avanti con Certo. il nostro programma e andiamo ad un altro brano classico, un brano di successo, quelli che si chiamano evergreen. Poi al turco non piace che io usi tutti questi termini, queste americanate, questi inglesismi, no? Perché lui dice che bisogna usare l'italiano, è tanto bello, bisogna usare la lingua italiana, quindi dovrei dire un successo di tutti i tempi, un sempreverde, un successo che non tramonta mai, uno di quelli che non tutti riescono a cantare ma che tutti conoscono. E noi quest'oggi abbiamo qui il nostro Giorgio Comandè che canta un brano conosciutissimo. Conosciutissimo a chi? Non a tutti. Però. No, non è vero, quelli della tua generazione. Forse il maestro sicuramente Il maestro l'ha sentita qualche sì, volta. sì. Vabbè, ma che è un classico Allora, Giorgio meraviglioso. è un cantante di quelli vecchio stampo, di quelli dei Night, di quelli delle canzoni soffuse, non ci possiamo stringere Quelli purtroppo. dalle 3.000 lire a notte, 4.000 4.000 forse. All'epoca 4 quando ti diceva bene. Ecco, e ci canterà questo successo, come vi dicevo, questo sempreverde, September Morn. Giorgio Comandè. Grazie. Stay for just a while. Stay and look at you. If it's so long, I'll need you. Standing in the door. Stay maybe a while. I only want to you. We travel around the world to find ourselves again. September morn. We dance until the night became a brand new day. Two lovers playing, sing from some romantic play. September morning still can't make me feel that way. Look, I want you down. Why you all become a brand new girl? I still ache and cry in a corner of your room. And look for a car so far from where you used to be, but not for the one forgotten I was before. September morn. Do you remember how we danced so day away? Two lovers playing, sing from some romantic play. September morning still can't make me feel that way. September morn, we dance until the night became a brand new day. Two lovers playing, sing from some romantic play. September morning still can't make me feel that way. September morn, we dance until the night became a brand new day. Two lovers playing, sing from some romantic play. September morning still can't make me feel that way. September morning
still can't make me feel that way. September morning. Eh sì, è proprio così, tocca proprio a te. Così ti guardo e sai che te tocca. Ma io parlo romano con un napoletano. In teoria dovrei trovare il modo di parlare in napoletano, ma farei una figuraccia. Mi piacerebbe, ma non ci riesco. Vieni qui, Mario, vieni. Cominciamo a avvicinarci con Mario Maglione e il maestro Lorenzo che lo accompagnerà al pianoforte. Allora, Mario, bentornato. In napoletano come tocca a te, come tocca a te. Tocca a te in napoletano, no, come tocca si a te, dice? tocca a te, tocca a te. Però è la calata che è importante. Tocca a te. Non fa tocca a te. Tranquilla, tocca a te. Tocca a te. Adesso tocca a te. Allora, il nostro Mario Maglione è un cantante napoletano, tiene viva la musica tradizionale, la tradizione napoletana, canta anche canzoni napoletane. Tu canti molto Roberto Murolo, ma anche spazi in tantissimi, tutti i generi della musica classica napoletana. E oggi con cosa ci omaggi? Parlando del panorama della tradizione, farò un inedito. Ecco, ti pareva, non l'abbiamo preparata, si vede. No, era da molti anni che ci tenevo a rifare un inedito. Ha scritto un giovane compositore, cantautore napoletano che si chiama Marco Fasano, ha scritto un bellissimo pezzo dedicato alle femmine di mare e principalmente al mio quartiere, a Mergellina. A Mergellina, esatto. E questa canzone si intitola O silenzio do core. O silenzio do core. Bravo. L'ho detto bene? Perfetto. Mario Maglione! Grazie. La forma dell'acqua t'assomiglia, è trasparente e non si fa via. E quando parla tu, o silenzio do cor, è già lontano. E quando pensa a una canzone che parla te, ti senti più vicino. E sai che mi dispiace se non trovo una scusa per parlare con te, lontana tutto quanto. Ti voglio ancora e ancora ti voglio perdere il respiro, correre appresso a te, dentro sta capa mia. Femmine mare, soccorderezza, che non si può mai sciogliere. Tu sia memoria che si scorda, tu non sa, ma non mana un po'. Quando mi parla zitto zitto dinta notte, con mano file viente. Se non trova una scusa per parlare con te, lontana tutto quanto. Ti voglio ancora e ancora ti voglio
correre appresso a te dentro sta capa mia. Femmine mare, so sguardi sa che mi fanno innamorare. So sguardi sa che mi fanno innamorare. Ma che bella, ma che romantica, veramente. Devo dire che è un pezzo molto bello, ci ho messo un sacco di tempo per scrivere perché mi piaceva, non mi piaceva. Grazie, grazie, grazie a tutti. Grazie a Mario Maglione, vai, portalo con te, grazie. E io faccio sempre questa camminata plastica. Bello, certo. Piano piano, tanto stiamo qua, non è che... Abbiamo tempo, perché se cammino piano risulto decente. Se riesco ad andare veloce, no. Torniamo alla buona musica e torniamo alla musica col nostro Giardino dei Semplici. Allora, giovani, impostazione. Aspetta, questo arrivo io. Vi siete scambiati posti? Bravi. No. Allora, questi giovanotti, perché si mantengono sempre giovani, questi... qualcuno ha riso. Qualcuno ha riso. Chi ha avuto questo coraggio? Sono invidiosi. Allora, ma invidiosissimi, guardateli, io li trovo. Sì, allora, siete belli, affascinanti, alla vostra età. 81 anni portati. Ma dai, su, ma non Andrea scherziamo. 79, io sono il più grande, 78, 81, per carità, 93. Allora, consideriamo che io dico che da sempre che invecchiare è un privilegio, quindi voi poi invecchiate benissimo. Ma quelli per invidia. Basta, per invidia. Siete bellissimi. Allora, loro, in questo album che già ci hanno fatto conoscere, che abbiamo visto, che vi stanno presentando, hanno messo dei grandi successi come quello che abbiamo sentito come Miele, ma hanno anche voluto spaziare, quindi c'è una parte di questo album dove ci sono anche dei successi internazionali, giusto? Bene, quindi adesso ne ascolteremo uno di questi successi, vediamo se ci azzecco con questa pronuncia, perché questo è un problemone, con Los Años. Che me quedan. Con gli anni che mi resta. Ah, ok, con Los Años che me Queda. Ok. È un brano. È il brano? È un brano che ha cantato all'epoca, tanti anni fa, Gloria Estefan, cubana. Lei ne sa qualcosa. È vero, Irina. Bene, allora loro si cimentano, passano dal napoletano passiamo dal napoletano al cubano. Ci siamo scambiati le lingue. Ci siamo scambiati i ruoli, perché Irina ha cantato in napoletano e noi cantiamo in cubano. Cantate in cubano. Quindi il nostro Giardino dei Semplici con Los Años. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Con los años que me queda por vivir, demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, hacerte tan feliz que te enamores más de mí. Yo te amaré hasta que muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá si tienes fe en mí, que como yo te amé, mas nadie te podrá amar jamás. Dime que no es el final.
Giardino dei Semplici. Grazie. Grazie di essere stati con noi anche in questa puntata di Mille Voci. Oh mia bella. Vabbè, un pezzetto Dai, adesso la fai. facciamo. Dai, dai. Oh mia bella Madonnina, che terribile deltà. Vai, vai, vai. Tutta d'oro e piccinina, ti te domine Mila. È finita. Sotto a te se vive la vita, se sa mai come manima. Qua c'è lo slang. Di sentute, lontano da Napoli se me, ma poi ven tutte a Milano. Beh, tra l'altro io sono nata a Milano, quindi vedi, tu sei nata a Milano, sì, si genitori sentiva calabresi, dall'accento, sì, si nata sentiva. a Milano, vivo a Roma da tanti anni, si sente dallo slang. Allora, noi siamo internazionali. Voi dovete sapere che il nostro maestro Alessandro, già l'ho detto altre volte, io mi sento un po' Marta Flavi con lui, perché lui suonava con lei in questa, la accompagnava in agenzia matrimoniale e c'era questa colonna sonora di agenzia matrimoniale che era... Ecco, proprio per questo... La sai? Le so tutte. Proprio per Ce la fai questo, sentire? faccio un omaggio a te. Grazie. Nella scorsa edizione già mi sono cimentata in questo brano, sempre perché l'ha voluto il turco di mettermi alla prova e quindi mi ha fatto cantare in francese. Turco, vorrei dire che manca il cubano. A me questa cosa del Giardino dei Semplici un po' mi ha intrippato questa cosa qua, quindi adesso ci penso. Prendo lezioni da Irina, faccio ripetizioni e poi vediamo... No, per carità, quello c'ho gli esordi. Mannaggia, guarda, incredibile. E invece vedrai che si riesco a convincerti. Comunque invece adesso andiamo col francese e quindi La Vie en Rose. Tes yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sous sa bouche, voilà les portraits sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il n'est pas de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a joué pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, le grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux à mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il n'est pas de bonheur dont je connais la